Hola amigos, buonasera ragazzi, salve wagyu. Allora, Napoli 1, Atalanta 2. Io lo sapevo, io lo sapevo che perdavamo sta partita, lo sapevo. Forse un pareggio, ci può stare un pareggio, ma forse, ma proprio. Con l'Atalanta che sta lottando per l'Europa e noi che siamo senza stimoli, in fase fisica decadente, no, la vittoria con l'Atalanta non ci può stare, impossibile. Forse un pareggio, forse. E invece no, e invece no. Sto incazzato, però sapete quell'incazzamento tranquillo, quell'incazzamento. Che tanto? Ma che ci facciamo a fu sangue amaro, ragazzi? Ma che vi fate a fare il sangue amaro? Cioè, già sto immaginando tutto napolitano, sento per radio, ho visto cioè, è inutile, facendo sangue amare, loro stanno a mangiare questo meglio ristorante, mo, meglio ristorante di Napoli. Ragazzi, per favore. Allora, veniamo alla partita. Andiamo alla partita. Come al solito, quante occasioni da gol abbiamo creato? Quante volte a tu per tu con il portiere? Ma come si fanno? Io lo dico, l'ho detto e lo ripeto ancora. Se non c'è nessuno che la sa buttare dentro, con quella lucidità, quella cattiveria, non ci sta niente da fare, ragazzi. Potete pure creare 10-15 occasioni a gol. Ma voi avete visto a Milik, ha fatto un pallonetto che pure una tartaruga potevo pigliare. Cioè, lascia essere stata sfortuna, bravura del difensore. Ma là sì, è vero che è stato un centimetro. Un centimetro di pallone stava sulla linea. Ma deve essere più cattiva, fanno pallonetti che pigli velocità, ne fanno pallonetti perché sei troppo lontano, quei difensori, quello è il grande attaccante, quello è l'attaccante lucido, deve pensare, in quella fase lì, faccia il pallonetto, però aspetta, tenga un difensore qua, un difensore là, riescono a pigliare, buttalo più forte, no, no, quello basta, passo portiere e gol, no, non è così, quello è il rigore solo, è così, solo il rigore. Poi quando battono il rigore nemmeno che lo fanno, facessero un pallonetto cucciaio, a buttassero in mezzo, una finta, niente, anche i rigori più segnati. La prima porta ne manca che i rigori più, chiama palla, da traverso, vabbè comunque poi Zelischi, l'occasione di Zelischi. Il portiere a così si è manato, fatto così, se vero proprio, guardate il replay, fa così il portiere, tiro pure lui, così, boh, non me le buone rapa perché, perché piglio pallone in tuo stomaco, chi ce l'ha manato in tuo stomaco, chi l'ha così, tanto sa, la piglia, passa un voto non era la piglia, chi si cansa una segna, fatto così, poi, la piglia in tuo stomaco, dice, che te così, io direi Zelischi, vi ci fanno pallone, cioè, ma per favore, basta tutto. Come Milik, basta che scavalca il portiere. Non si segna così. Non si butta così il pallone in rete. È nato sport forse. Basta che passa, basta che tiro, basta che passa. L'avversario ha fatto gol. Non è così. Quello forse è un rugby. Basta che corre, guadagni i metri. Ma per favore. Vabbè, comunque, gol di Mertens di culo nel senso proprio nel vero e proprio senso della parola di culo, con la deviazione di Mancini e poi Zapata e che lato con me Lasic, ma insomma non lo so. L'Atalanta è un attacco mostruoso, un attacco mostruoso, però ha fatto tre occasioni da gol, due gol. E abbiamo fatto sette occasioni da gol, un gol. A culo, col culo. Mezza rete, mezzo culo. Ma non lo so, ma dove vogliamo arrivare? Infatti da nessuna parte. 20 punti dalla prima in classifica, la Juventus, fuori dalla Champions League, fuori dall'Europa League, fuori dalla Coppa Italia. Allora, ma arrivare.
Che tu crei e poi non segni. Così c'è un Napoli, se partite ne vince 1-0, se porta a casa. Però purtroppo abbiamo quella difesa di merda che almeno uno o due gol a partita li piglia e quindi a fa meno che li 2-3 gol a partita, cosa che non succede. Perché ci manca, non lo so. Vabbè, comunque l'anno che bene sa da fare proprio l'anno che bene, poi la prossima stagione, quest'anno. La rivoluzione. I Scaci hanno la mentalità perdente. Avete la mentalità perdente. Perché l'anno scorso hanno perso il campionato in albergo con Sarri. E vabbè. Serve come esperienza, vi siete imparati. Chissà la stessa cosa. Senza stimoli non currite. Senza stimoli non siete lucidi. Non vi concentrate. Siete tutte delle pippe. Senza stimoli. Ad vincere il partito. Non me ne fu da vincere lo stesso. Che la gente là paga il biglietto. Paga la premium, la Sky, gli dà favorita per televisione. Ma poi l'obiettivo, ci sarebbe un obiettivo, almeno quello di difendere il secondo posto. Stiamo a 6 punti all'Inter, mo. Vabbè, comunque, ma pure di non perdere in casa. Una pezzo con l'Empoli, una pezzo con l'Atalanta. Vabbè, ragazzi, che c'è da dire più? Vai già a ricercare. Atalanta che è fortemente in lotta Champions, spero che ci vanno, che meritano una bella squadra. E sacrificando uno delle milanesi, perché poi alla fine una delle milanesi, l'Inter penso che ce la pure, Milan, Atalanta, Roma, penso si giocano il terzo posto, il quarto posto, vabbè. Vabbè ragazzi, sempre Forza Napoli, è sceso proprio le gonadi, mi sono proprio cadute per terra, le gonadi, vedete che sono le gonadi, andate a vedere su Google, le gonadi mi sono proprio cadute per terra. Vabbè, sempre Forza Napoli, fate i bravi, ci vediamo al prossimo video. Frosinone Napoli, Frosinone per non retrocedere, chissà, non stiamo regalando tanto, gli avevo bisogno di pubblicità, quindi è stato buono, è sempre Forza Napoli.